Eder. Mech. Pallister. E sono 156 martedì. Cam, chissà se Covalero lo sa? Lo sa Covalero che è la 156esima rosa? Povero Piccio. Il Piccio si è scordato anche che il 16 dicembre 2021, portandolo a Monte Spaccato, gli ho raccontato della nostra storia, della mia storia con Liliana. Chissà come mai in quel momento non mi ha detto che non ci credeva. Ha la memoria labile? Sarà la vecchiaia? La testimonianza dell'albergatrice non è una cosa uscita all'ultimo minuto per sviare l'attenzione dalla passeggiata di Gabriella Micheli come qualcuno sostiene. A me era stata già preannunciata circa 10-11 giorni fa. Questa persona aveva raccontato da tempo in memoria questi episodi, solo che era stata minacciata e quindi non voleva depositarli, non voleva metterli nero su bianco. Ma finalmente si era convinta a farlo e questa era appunto la grande novità che mi veniva preannunciata e che io avevo anticipato sul mio canale. La verbalizzazione è avvenuta circa alla fine della settimana scorsa e finalmente quindi mercoledì è stata ufficializzata, ma in ogni caso non è una grande novità perché già abbiamo parlato di testimonianze analoghe esistenti. Una tabaccaia di Roiano assistette a una rissa all'interno del suo locale, intervenne e buttò fuori addirittura Sebastiano dall'esercizio pubblico e altre persone avevano assistito a pesanti liti con Sebastiano che gridava per strada mentre erano in bici. Poi ci sono altri episodi accaduti la sera del 5 molto strani. Un giornalista di Trieste ad esempio racconta che segue Sebastiano, ma Sebastiano sale da Gabriella Micheli da Salvo e lui viene fatto restare fuori. E lui commenterà dicendo che aveva avuto la netta impressione che Sebastiano non volesse che lui parlasse con Gabriella, come se temesse lo scambio di informazioni che sarebbe potuto scaturire da questa conversazione. Eppure lui lo aveva assistito tutta la giornata, lo aveva anche accompagnato sul luogo del ritrovamento e quindi aveva trovato questo comportamento strano. E poi c'è un'altra testimonianza ancora più strana che mi giunge sempre da Trieste e riguarda anche in questo caso un giornalista di una TV nazionale. Sempre il 5 gennaio è insieme a Sebastiano. Sebastiano a un certo punto entra nel portone di casa sua e gli sbatte il portone in faccia come per non farlo entrare. Lui suona nell'appartamento di Sebastiano in quel momento è nelle scale, quindi non ha fatto ancora in tempo a entrare nel suo appartamento e il portone si apre. Il giornalista noterà anche che le luci dell'appartamento di Sebastiano sono accese e si spengono, tanto da riferire di aver avuto la netta impressione che in casa, quando arriva Sebastiano, ci fosse già qualcuno. È la famosa serata in cui a un certo punto Sebastiano inizia a fare il pazzo, tanto che si decide di chiamare un'ambulanza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.